Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornato qui con noi il Presidente dell'Ambi Veneto Giuseppe Romano, grazie di essere qui con noi Presidente. Parliamo di consorzi di bonifica, ma buongiorno, soprattutto puntiamo l'attenzione, visto che si parla un po' ovunque dei 50 anni dalla grande alluvione del 66, ma diciamo che sono ricorse purtroppo altre grandi alluvioni con altrettanti danni. Quella è stata sintomatica di un territorio estremamente fragile che per moltissimo tempo non ha provveduto a risistemarsi. Nel resto d'Italia si stanno verificando fatti altrettanto tragici da un punto di vista idrogeologico, con queste piogge quasi di carattere alluvionale dovute anche a un cambiamento climatico in essere, e poi per eventi sismici che speriamo non vadano a intaccare anche il nostro territorio di riflesso come è stato in passato. E quindi noi cerchiamo di capire cosa è stato fatto, cosa si dovrebbe fare, quali sono gli investimenti, come funzionano i consorzi di bonifica, perché quando non se ne parla, salvo in caso di emergenza, sembra che poi non facciano più di tanto, che non abbiano ragione d'essere. In realtà, se tutto è quieto vuol dire che stanno lavorando bene, che tutto sommato ci vanno a parare da eventuali disastri. Allora, riguardando indietro e proiettandoci allo stato attuale, poi vedremo futuro, che cosa vede e ci può raccontare che è stato fatto? Beh, allora innanzitutto credo che noi abbiamo un vizio come consorzio di bonifica, un difetto, è quello di farci vedere poco, ma lavoriamo molto. Noi abbiamo in Veneto, io li chiamo i miei collaboratori, 1200 collaboratori che lavorano con noi tutti i giorni, 24 ore al giorno, perché abbiamo quella reperibilità. Natale, Capodanno, primo dell'anno, Pasqua, tutto, e questi danno una sorveglianza idraulica importante dove è di nostra competenza. Cosa abbiamo fatto? Io do un dato che secondo me è interessantissimo. Beh, innanzitutto siamo una delle poche realtà che ha fatto in inglese una spending review, cioè ha fatto una razionalizzazione del sistema. Noi eravamo, prima del 2009 eravamo 21 consorzi, ora siamo 11 consorzi in Veneto, abbiamo fatto quindi un po' come le USL, vi siete ridotti. Sì, però l'abbiamo fatta molto tempo fa, e a parte le USL credo che forse si doveva andare anche in qualche altra situazione. Noi l'abbiamo fatta e questo ha prodotto dei risparmi importanti. Pensi che dopo il primo anno noi abbiamo risparmiato il 6% dei contributi, cioè il 6% di risparmi, quei 5 milioni di euro, che abbiamo poi reinvestiti in opere, perché il nostro compito è soprattutto quello di dare una risposta al territorio, di dare quelle risposte che per le opere che abbiamo in competenza e in gestione che noi ecco, le chiedo questo, voi vi siete ridimensionati e razionalizzati perché c'era una direttiva europea, che tutti l'hanno fatto in Italia, o per una vostra intuito interno, quindi servivano risorse e bisognava fare qualche cosa? No, c'è stato un accordo nazionale firmato nel 2008, che tra l'altro l'ha firmato il nostro governatore quando era il ministro dell'agricoltura nel 2008, e poi a cascata si sta facendo, evidentemente con tempi diversi, con marce diverse. Il Veneto è stato il primo ad applicare quell'accordo Stato, Regioni, Ministero, che ha consentito appunto di fare questa cosa. Era molto tempo che se ne discuteva e l'abbiamo fatta con una legge del 2009 che poi è andata in applicazione nel 2010. Una legge estremamente importante perché oltre che a razionalizzare, quindi a ragionare più in termini di bacino rispetto a prima, ha portato all'interno dei consorzi di bonifica i sindaci e anche una grande riduzione, mi passi il termine, di poltrone, di sedie, troppo importante forse. Prima c'erano 30 consiglieri per consorzio, ora erano 21, quindi erano oltre 900 i consiglieri del consorzio. Non discutiamo degli emolumenti che sono trasparenti, non c'è nessun problema. Oggi siamo 220. Eravamo prima 21 presidenti, oggi siamo 11, c'erano 90 revisioni di conti, oggi sono 20, e questo è un meccanismo. Da lì poi è partito un lavoro importante delle strutture dei consorzi, che ci ha portato a ridisegnare il sistema, quindi a rifare l'organigramma, quindi anche a risparmiare sul personale, anzi aumentando quelle che erano le nostre capacità, le nostre programmazioni, perché da lì è partito una serie di azioni, tant'è che lo citavo anche in altri momenti, dal 2010 ad oggi noi abbiamo investito
194 milioni di euro in opere di straordinaria manutenzione, non di ordinaria manutenzione. Di straordinaria manutenzione di questi 194 milioni 174 arrivano dalla Regione e 20 arrivano dai risparmi che come consorzio abbiamo fatto. Sono 435 cantieri che dal 2010 ad oggi abbiamo iniziato e concluso, cantieri anche importanti che hanno messo in maggiore sicurezza idraulica il nostro territorio, per cui abbiamo fatto dei passi importanti in avanti da questo punto di vista. Stavamo vedendo le immagini dall'alto della scorsa alluvione disastrosa che ha colpito alcune zone. Ecco, relativamente a questo episodio, dove si è intervenuto, quali erano i punti di particolare fragilità che sono diventati magari adesso dei punti di controllo o di forza addirittura del territorio? Beh, innanzitutto bisogna dire che queste sono rotte di fiumi, non è per fare la scarica a barile, rotte di fiumi che erano in gestione ai Geni Civili qui nella regione del Veneto. Non me le spieghi pure, perché magari i cittadini non ne sono a conoscenza. Fiumi, adesso io qui non riesco a capire, però erano il Bacchiglione, il sistema del Bacchiglione. Beh, lì si sta facendo, si è iniziato un percorso tra parentesi, Caldogno, mi sembra di capire che la Regione dovrebbe a giorni inaugurare il bacino di Caldogno, un'opera che era praticamente all'interno di questo maxi progetto del 66 o di qualche anno dopo, che era la famosa progetto della Commissione dei Marchi, per cui si sta facendo qualcosa. Il consorzio dell'Alta Pianura Veneta, che è il consorzio che in quel territorio sta agendo, è già partito con un lavoro per le rotte di Trissino, dove anche lì si farà della laminazione, per cui è importante quello che si è fatto. Nel Muson è già in appalto, però per motivi burocratici di ricorsi fra ditte c'è un altro bacino di laminazione che dovrebbe partire a breve, che darà maggiore sicurezza idraulica anche al Muson. E poi a giorni dovrebbe essere appaltato anche Pradigai, che dovrebbe dare maggiore sicurezza all'Ivenza, quindi a tutta l'area da Motta di Livenza in giù. Quindi si sta facendo cose importanti, è inequivocabile che si sta facendo. C'è però oggettivamente anche ancora tantissimo da fare, perché è evidente che 50 anni siamo rimasti fermi, giorno più, giorno meno, 45 perché abbiamo iniziato dopo il 2010, però ripeto, giorno più 50 anni sono troppi. Ecco, ma secondo lei siamo un territorio particolarmente fragile rispetto ad altri paesi? Perché l'Italia, stiamo vedendo quello che succede, basta che piova in modo diverso, più cospicuo, anche in altre regioni d'Italia finiscono sotto tanto quanto noi, se non addirittura di più, soltanto che magari hanno una situazione magari climatica diversa e quindi si salvano maggiormente. Ma rispetto ad altri paesi anche in Europa, siamo così fragili sotto questo profilo idrogeologico, oppure è che da noi siamo stati troppo fermi e altri magari invece si sono dati da fare e non hanno questi fenomeni? Anche nelle città stesse, perché le nostre città, sconvolge dirlo, ma finiscono sott'acqua, cioè una pioggia di qualche giorno siamo sotto. Allora, diamo alcuni dati però. Sì, diamo pure i dati. Diamo dati del Veneto. Esatto. Allora, in Veneto il 30% del territorio di competenza della bonifica, quindi il consorzio di bonifica che va dalle prealpi al mare, il 30% è a scolo meccanico. Sta a significare che rimane all'asciutto semplicemente perché ci sono le idrovole gestite dai consorzi di bonifica. Cioè senza le idrovole morti. Niente. In Italia ci sono circa 800 idrovole, di questi 800, 400 sono in Veneto. Mamma mia, quindi sta a significare che il rischio idraulico in Veneto è importante. Città come Padova, città come Mestre, ma la stessa Vicenza, sono praticamente quasi sotto il livello del medio mare. L'altro giorno si vedevano delle cartine che mostrano ciò che potrebbe succedere con l'innalzamento, per cui abbiamo un territorio sicuramente fragile. A questo aggiungiamo un'altra partita che oggi si è un po' fermata, che è la trasformazione da terreni agricoli ad urbanizzati. Fino al 2010 si è costruito in un modo abnorme, in modo selvaggio. Pensi che mediamente, nella media, fino a qualche anno fa, 5.000 ettari ogni anno venivano tolti da terreni agricoli, cioè da terreni, e si urbanizzava, e che significa che
le stesse piogge, non maggiori piogge, le stesse piogge hanno un'incidenza più importante, hanno problemi sicuramente maggiori e quindi poi non si riesce a scaricare l'acqua, perché è evidente che questo è uno dei tanti problemi. E credo che quindi da questo punto di vista il territorio del Veneto sia un territorio molto sensibile. Però è anche altrettanto vero che nel Veneto le varie amministrazioni, specialmente, ripeto, in questi ultimi anni, sono intervenuti facendo delle norme anche urbanistiche estremamente importanti, che iniziano a dare qualche tipo di effetto e che si vedrà sempre più nel tempo questi tipi di effetti. L'invarianza idraulica, ad esempio, è una cosa che ha solamente il Veneto e forse da qualche tempo un'altra regione in Italia. L'invarianza idraulica non è altro che dire: se prima da un territorio agricolo uscivano X litri d'acqua, nella trasformazione da agricolo ad urbano deve uscire la stessa quantità d'acqua di prima, e che significa che si fanno all'interno di queste realtà bacini di delimitazione, piccole casse di espansione o tutte quelle sistemazioni che consentono di immagazzinare l'acqua quando piove molto e di poi scaricarla quando è passata la pioggia. Ma è sufficiente questo? Perché infatti... No, perché si interviene in quelle realtà dove o si costruisce di nuovo o si va a ristrutturare il vecchio. Però pensi cosa è stato fatto in questi anni. Ci sono delle foto che sono estremamente bellissime da vedere da un lato e bruttissime dall'altro. Si passa in questi ultimi 30 anni da campagne a città. Si passa da un Veneto che era terra di emigrazione a un Veneto che è terra di immigrazione, da un Veneto che era fondamentalmente una campagna ad oggi che è il motore economico dell'Italia. Quindi è innegabile che si è costruito troppo male. In tante realtà che si chiamano via Palù si è costruito, ma via Palù... È chiaro cosa significa, c'era una palude una volta, quindi significa che lì è un posto più basso e quindi non è vero che non si può anche costruire, però con attenzione, facendo degli accorgimenti, investendo in sistemi che ti mettono in maggiore sicurezza. Però ripeto, questo abbiamo iniziato da qualche anno. Si vedranno gli effetti nel tempo. Importante però aver iniziato un percorso. Quali sono secondo lei i limiti nel vostro agire, nel vostro operare? Quindi abbiamo parlato di burocrazia e se ne continua a parlare perché per la ricostruzione del terremoto lo stesso Presidente del Consiglio si è reso conto che tutto è molto rallentato da una burocrazia farraginosa e mostruosa. Quando noi avevamo il disastro, abbiamo parlato anche di recente con la vicepresidente dell'ANCI che è stata sindaco in una situazione di emergenza, cioè la burocrazia era qualcosa di altrettanto bloccante. Secondo lei è un limite o sono altri da individuare su cui poi agire e intervenire in caso di disastro, perché altrimenti nulla si riesce a fare? Allora, innanzitutto credo che la burocrazia sia un problema enorme. Cito sempre un caso che ci sta toccando, che ci tocca più o meno tutti quanti prima o poi. È più delicato un albero all'interno di un alveo di un fiume che non so qualcos'altro, cioè per poter fare la pulizia degli alvei, levando delle piante, si devono fare dei percorsi anomali. Cioè per fare la pulizia all'interno degli alvei? Per levare le piante che sono diventate troppo grosse, perché si devono fare costantemente. Quando questo succede è più il sistema... In certe aree, io non voglio fare mai polemica, a me piace la praticità delle cose, però non si può pensare che si debba fare una via, una vinca per lo sfalcio dell'erba. Siamo arrivati a questo punto, in talune situazioni siamo arrivati a questo punto, non è ammissibile pensare a questo, è per forza che poi ci fermiamo, non riusciamo a fare le manutenzioni che sono corrette, perché manutenzione significa prevenzione. Perché è importantissimo continuare nella prevenzione, cioè quello che i consorzi di bonifica stanno facendo è la costante manutenzione del territorio e la manutenzione è fondamentale per poi prevenire. Quei progetti che accennavo prima e quelli che abbiamo in cantiere, che sono 123 per 390 milioni di euro, non sono altro che il lavoro costante dei miei famosi 1200 persone che tutto il giorno, 24 su 24, stanno in mezzo alle campagne, vedono i problemi e poi trasferiscono i problemi all'interno dei consorzi che hanno una struttura anche di progettazione tale che consente di fare dei progetti che sono facilmente approvabili, facilmente finanziabili e facilmente operabili e si fanno. Ecco, questa è la risposta, però burocrazia
prevenzione, è evidente poi che ci devono essere anche le risorse, perché poi... questo è l'altro, dopo affrontiamo anche il problema delle risorse. Relativamente alla burocrazia, dove bisognerebbe intervenire? Bellissima domanda questa, dove si potrebbe intervenire. Io capisco le sensibilità di tutti, perché credo che le sensibilità siano una questione importante, però evidentemente ci sono delle priorità. Io credo che la sicurezza delle vite umane vengano prima di qualcos'altro, e enormemente prima viene la sicurezza di una persona rispetto all'albero. Mi permetta questa questione, perché le ripeto, tra poco è delicata come questione, siamo oberati nel rispondere a una serie di persone, mi passi il termine, io non ce l'ho con gli avvocati, però ognuno fa dall'avvocato e ha tutte le ragioni del mondo, per carità del Signore, però ripeto, ci sono delle priorità. È prioritario in questo mondo, è prioritario la sicurezza idraulica e quindi la sicurezza delle persone e delle cose, o è prioritario l'albero? Sarà anche prioritario l'albero, avrà la sua capacità, però si deve pensare anche a questo, cioè non possiamo, mi permetto di dire, perdere giorni a seguire se un albero si è elevato o non si è elevato, no? Specialmente se questo albero non è un albero autoctono, passi il termine, insomma. Ecco, perché ci sono delle situazioni di diciamo così, piante non più autoctone, che hanno non solo gli animali, e vabbè, non ci colleghiamo con il discorso dei cinghiali e delle nutrie, che penso che il problema nutrie sia anche vostro, certo, ma anche cinghiali, perché parlando con gli agricoltori, questi qui anche nelle canalette stanno facendo il loro lavoro, sgrufolando eccetera, e dopo però provvedono magari i contadini stessi a ripristinare. Però ci sono delle specie animali e vegetali non autoctone che si stanno diffondendo nel nostro territorio e provocano dei danni, anche delle forme di alghe abbastanza perniciose, così, no? Sì, lei ha citato i cinghiali, che però nelle sponde dei canali un po' meno rispetto, però io ne aggiungo un altro oltre alle nutrie. Ci aggiungo il gambero rosso della Louisiana, che è una cosa più rara, che però è così. Ci sono il gambero cosa fa? Fa le stesse tane e ci dà gli stessi problemi della nutria in talune situazioni. Ma quanto grandi sono questi gamberi? Così. Ah, caspita. Sì, sono belli grandi. E lì andiamo nel ragionamento. Siccome noi non sappiamo se siano, a tutti piacciono i gamberi, io non so se quelli però sono buoni da mangiare, c'è qualcuno che sta mangiando anche le nutrie, io non le ho ancora assaggiate. Di necessità virtù. Di necessità virtù probabilmente, però ecco, ripeto, si sta andando a proteggere. Io guardi, faccio l'allevatore e a me gli animali piacciono tantissimo. Però ci sono anche su delle priorità, e per me le priorità sono prima l'uomo, le sue cose, i suoi beni, e poi gli animali, le piante, per carità del Signore, però ci sono delle priorità su cui dobbiamo agire. Queste delle nutrie è un problema che ci sta dal punto di vista della sicurezza idraulica, ci sta massacrando. Abbiamo delle situazioni importanti dove dovremmo intervenire in urgenza per ripianare queste situazioni. E ci sono delle legislazioni che lo impediscono? Sulla questione nutrie io credo che siano un minimo 4 o 5 anni che c'è un imbalzo di norme, Tizio, poi Caio, poi è ritornato a Sempronio, cioè anche su questo credo che questa è un po' la burocrazia. Io spero che a breve ci sia una chiarezza, deve essere arrivato alla fine, mi pare da poco, questa chiarezza, e che si possa intervenire, perché è evidente che poi intervenire dicendo dobbiamo sopprimere in modo indolore le nutrie, e io ho difficoltà a capire questa cosa però. Allora, parliamo ancora di questo, adesso abbiamo la pubblicità che incombe, solo l'ultima domanda un po' conclusiva. Quanto è difficile la compatibilità tra la tutela dell'uomo, e quindi il sistema anche di antropizzazione che c'è stata, e la tutela dell'ambiente e della natura? Perché secondo me voi vi collocate anche a metà strada in certo qual modo, e non è una cosa semplice, perché se il tutelare l'uomo necessita a un certo punto intervenire sulla natura. Intervenire sulla natura l'abbiamo fatto in modo anche sconsiderato e ha delle ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente, e se poi sull'ambiente circostante. Come si riesce in qualche modo a contemperare? Guardi, io dico solo una cosa: è più semplice dire di sì che dire di no. È più difficile dire di no, perché molto spesso, e qui ci mettiamo dentro tutti, attenzione,
non si riesce a capire il no, pur motivato. E le faccio un esempio di questo. Io sono un amante della bici, nel senso che le piste ciclabili mi piacciono, le piste percorsi mi piacciono, però se queste piste ciclabili, se questi percorsi ciclopedonali vanno ad tombinare canali, io sono contrario, perché non ci si venga a dire che questo è ambiente, che questo è percorsi ambientali tombinando un canale. No, si può comunque fare la pista ciclabile, si può comunque fare una pista ciclopedonale lasciando aperto il canale. Il canale ha bisogno, l'acqua ha bisogno di avere uno sfogo importante, ha bisogno che ci sia la manutenzione. Quando questi corsi vengono tombinati, e nel passato ne abbiamo fatti troppi anche di questo, ci si crea una serie di problemi nella manutenzione, nella gestione. Ecco perché dico che è più semplice dire di sì e più difficile dire di no. Forse nel tempo, nel passato, abbiamo detto troppi sì e poche volte abbiamo detto no. Dobbiamo dire anche un bel no, perché no a volte significa dare una risposta negativa ma che poi ci dà più sicurezza, e quindi dobbiamo pensare delle priorità. Se c'è una responsabilità, se ci sono dei tecnici, se ci sono delle strutture che hanno questa competenza, a loro la responsabilità, a loro oneri e onori. Gli oneri è dire di no, e gli onori non ne hanno gli oneri perché poi se non fanno bene il loro lavoro sì, succedono i problemi. Però non possiamo continuamente pensare che questo metro, mi passi il termine, sia una specie di elastico. Io credo che il metro sia un metro. Un metro è un metro, un elastico non è un metro, perché l'elastico può andare da 90 cm a 120 cm, a seconda della forza che uno ha di fare. Credo che questo sia uno dei grandi problemi che dovremo il coraggio di affrontare. Ci sono delle responsabilità, ci sono dei tecnici, ci sono delle situazioni, non ci fidiamo più di questi, cambiamoli, però... Fatto anche con Grano Salis. Pubblicità, pochi secondi, siamo di nuovo con voi tra poco.